Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal comunale di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, seconda giornata della Girone A di eccellenza siciliana. In campo San Vito Lo Capo e Folgore Castelvetrano. Mustaccia aggancia, va col bacino, super gol di Leonardo Mustaccia, il San Vitese Doc che sblocca il match 1-0. Il gol di Leonardo Mustaccia, tornato a San Vito quest'estate per l'1-0. Arriva da lontano il tiro sul palo da parte di Mele. Folgore vicinissimo al pareggio con Mele. E allora Mustaccia gira per Di Giorgio. Passaggio di ritorno per Mustaccia. E il filtrante per Yamane. È un filtrante che è suo per Simone Guaiana, che torna a segnare con la maglia del San Vito Lo Capo. E 2-0 al 21esimo ha segnato il capitano Simone Guaiana. Lanciato il San Vito con Basit, si inserisce Guaiana, riceve adesso, spara alla porta, il tiro al volo! Simone Guaiana! Più bello di prima! Ed è il 3-0 del San Vito Lo Capo. Non è più del San Vito, poi Avoa di forza, è efficace. Allora Yamane, scambio con Basit, Yamane corre Guaiana, corre anche Basit a destra, riceve lui 3 contro 2, in inferiorità al San Vito. Basit resiste, pallone in mezzo per Guaiana, che può soltanto appoggiare in rete. 4-0 e tripletta per Simone Guaiana. Diaye, fallo di Scozzari, ma c'è anche la fine del match. 4-0 del San Vito Lo Capo sulla Folgore Castelvetrano. Nel primo tempo i gol, prima Mustaccia, poi la tripletta di Simone Guaiana.